sui temi della regione e della città di Trieste, che sono poi di interesse anche nazionale ed internazionale, a partire dalle aree di ricerca, dal polo scientifico e tecnologico, ovviamente anche dal sistema della scuola, su cui noi abbiamo fatto un importante investimento. Devo ringraziare il governo anche per l'investimento sull'edilizia scolastica, che noi siamo riusciti ad accompagnare anche con degli investimenti puntuali, in particolare sulle messe a norma di molti istituti. Devo dire però che siamo impegnati col Ministro e con il Ministero fin dal primo momento sul tema della scuola digitale, per cui l'impegno che ci siamo assunti e che vorremmo portare a compimento è quello di completare questo percorso che abbiamo iniziato insieme con il progetto nazionale sulla scuola digitale. Ci piacerebbe essere tra i primi che riescono a cogliere questa opportunità, e dall'altra naturalmente siamo anche consapevoli che siamo in un luogo nel quale ci sono degli spazi da recuperare. Non a caso Portovecchio è uno di quelli dove le scelte vanno fatte con intelligenza, guardando ad una vocazione internazionale dell'area e anche alle grandi opportunità che abbiamo in relazione ovviamente alle nostre aree di ricerca, ma anche a tutti quegli spazi che la città ha bisogno di acquistare. In qualche modo mi riferisco evidentemente a un sistema di aggregazione e di aggregazione, anche insomma di capacità di attrarre numeri. Penso a quello che si potrebbe fare in questo territorio se riuscissimo a far partire seriamente il tema delle crociere, così come credo che ci siano temi che riguardano lo sviluppo turistico, ma anche lo sviluppo della competitività delle nostre imprese, che in un'area del genere potrebbe essere assolutamente facilitato. Ministro, una visita a Trieste, in particolare qui a Portovecchio, quale significato riveste per il suo Ministero? Un significato importante, non è la prima, come sapete. Questa è un'area che sviluppa veramente eccellenze sul piano scientifico e della ricerca e dell'innovazione. Sono temi importanti, particolarmente urgenti nell'agenda del nostro governo in questi giorni, e stamattina ho visitato, oltre che Area Science Park che conoscevo, l'Istituto Tecnico Superiore della Fondazione Volta, che insomma in ambito biomedico diventerà sicuramente, già lo è, insomma un'eccellenza e una possibilità di alta qualificazione per giovani che troveranno un lavoro credo qualificato e immediato. Sul piano della scuola non è la prima visita che faccio in questo territorio, però ho trovato progetti realizzati nel comprensivo De Tomasini Kossovel, sia per le scuole sicure che per le scuole belle. A distanza di 2 anni un risultato molto concreto, una risposta del governo e dell'amministrazione.